Le arance costituiscono l'eredità più importante degli arabi, l'eredità più importante che ci hanno lasciato. Le arance rosse sono, come tutti sappiamo, ricche di vitamina C, cioè acido ascorbico e potassio, sono importantissime per la nostra salute. Inoltre esse, le arance rosse in particolare, contengono notevoli quantità di antociani, pigmenti idrosolubili che appartengono alla classe più generale dei polifenoli. Degli antociani è nota la capacità antiossidante, antinfiammatoria e anti-invecchiamento a favore delle cellule umane, che ne fa un valido alleato per la salute del sistema cardiocircolatorio. Questi polifenoli sono presenti in tanti altri frutti, tutti quelli di colore rosso, viola, queste tonalità di colori. Sono una classe composta grandissima, circa oltre 200 composti, molti dei quali vengono isolati e utilizzati come conservanti, per esempio dall'olio di oliva o meglio ancora dalle acque di vegetazione olearia o dalla salsa, si ottiene uno di questi polifenoli, l'idrossitirosolo, che viene aggiunto come conservante agli oli di semi. Gli oli di semi senza conservanti diventerebbero facilmente acidi e quindi si salvano grazie all'olio di oliva che gli presta uno dei suoi polifenoli. Gli antociani favoriscono la microcircolazione e quindi contrastano le conseguenze di vene varicose, cellulite e ritenzione idrica. Favorendo la microcircolazione contrastano la fragilità capillare dell'occhio. Numerosi studi, questo è importantissimo, dimostrano che gli antociani producono un effetto inibitore sulla crescita di cellule cancerose, specie per il cancro alla prostata, che è il cancro più diffuso tra gli uomini. E poi il grano duro. Per 1000 anni si era coltivato il grano in Sicilia durante il periodo romano e bizantino, ma era il grano tenero che non è adatto a fare la pasta. Quando gli arabi introdussero il grano duro, che conoscevano perché lo avevano coltivato e visto coltivare nel vicino Oriente, il grano duro permise la produzione della pasta per la sua maggiore consistenza. Si faceva l'impasto, poi si essiccava e per cucinarlo si metteva in acqua calda e ritornava morbido ed era di un gusto eccezionale. Sfatiamo un vecchio mito, cioè che gli spaghetti siano stati inventati dai cinesi. Non è vero. Il geografo arabo Idrisi, nel libro di Ruggero 1154, scrive: a ponente di Termini vi è l'abitato di Trabia, sito incantevole ricco di acque perenni e molini con una bella pianura e vasti poderi, nei molini si faceva la farina con il grano duro, nei quali si fabbricano i vermicelli in quantità tale da approvvigionare oltre ai paesi della Calabria quelli dei territori musulmani e cristiani, dove se ne spediscono consistenti carichi. Già dall'inizio la pasta ebbe un grandissimo successo sia in Occidente che nei paesi arabi. Questo avveniva nel 1154, ben prima che Marco Polo, dopo 200 anni, nell'anno di grazia 1295, parlasse della un impasto prodotto in Oriente fatta con farina del frutto dell'albero del pane, tutt'altra cosa rispetto agli spaghetti fatti con il grano duro. La semola del grano duro, se viene setacciata, permette di ottenere dei grani più grandi che costituiscono il cosiddetto couscous, come lo chiamano gli arabi e come lo chiamiamo anche noi. Altro piatto tipico della dieta mediterranea. Veniva condito alla siciliana con brodo di pesce, all'uso arabo con brodo di carne, pollo o montone. Un piatto gustosissimo e estremamente nutriente. Tenete conto che il grano duro rispetto al grano tenero ha una frazione proteica maggiore, quindi è più nutriente. Insieme al grano duro gli arabi introdussero il riso. Il riso era completamente ignoto ai siciliani, mentre gli arabi lo conoscevano benissimo perché è molto diffuso nel vicino Oriente e nel lontano Oriente.
E il riso è un ingrediente quindi fondamentale della cucina araba. In Sicilia era popolare il timballo di riso allo zafferano, un piatto inventato da un famoso emiro. Da questo prodotto si sviluppa un'ulteriore ricetta alla corte di Federico II, l'imperatore Federico II, appassionato cacciatore, i cui cuochi pensarono di impanare e friggere il timballo arabo di riso, aumentandone il carattere nutriente con l'inserimento di un ragù di carne perché fosse facilmente trasportabile ed utilizzabile durante le pause prandiali delle battute di caccia del loro signore, il quale era innamorato della Sicilia, pur essendo imperatore del Sacro Romano Impero, proveniva dalla zona di Monaco nel sud della Germania e preferiva però molto la Sicilia alle sue fredde lande da cui proveniva ed era innamorato della Sicilia al punto tale che disse di voler essere sepolto a Palermo, dove appunto riposa nella cattedrale di quella città. Questa ricetta dell'arancino a quattro mani fra arabi e svevi, ho detto normanni ma in realtà dovevo dire svevi, perché Federico II era svevo, aveva sostituito i normanni nel regno di Sicilia. Però aveva sangue normanno perché la madre Costanza era normanna, no? E quindi parlo di integrazione, al di là dell'esempio culinario, di integrazione arabo-normanno-svevo, sveva, è un'integrazione che deve essere di grande insegnamento. Sia i normanni che gli svevi capirono che gli elementi arabi ancora presenti in Sicilia, malgrado la sconfitta, erano fondamentali per lo sviluppo del loro Stato e della loro civiltà e li coinvolsero sia nel governo, molti funzionari arabi erano nella corte normanna e anche nella corte sveva, sia per le loro abilità nel settore dell'architettura, della decorazione. Infatti molti dei monumenti svevi e normanni vedono la presenza appunto degli artigiani e degli architetti arabi. La canna da zucchero è un'altra delle innovazioni in Sicilia degli arabi, aprì la strada alla pasticceria siciliana, anche se i dolci vengono mangiati raramente dai siciliani, erano mangiati raramente dai siciliani, soprattutto negli eventi festivi, perché nella dieta mediterranea i dolci sono diciamo un alimento residuale in qualche modo. Tra questi dolci vogliamo ricordare i cannoli, inventati dalle donne di un celebre harem, quello di Kalt el-Nissa, che significa in arabo castello delle donne. Kalt el-Nissa, l'odierna Caltanissetta, Kalt el-Nissa. Le conclusioni. La dieta mediterranea è il risultato della stratificazione successiva degli usi alimentari dei diversi dominatori del meridione italiano, greci, romani, bizantini, arabi, normanni, svevi, angioini e spagnoli. In Sicilia il ruolo degli arabi è stato fondamentale per incrementare la biodiversità agraria ed ampliare la gamma di specie vegetali di grande valore salutistico introdotte nella dieta prevalentemente vegetariana, sottolineiamolo 2 volte, della popolazione locale. Oggi purtroppo si assiste al progressivo abbandono della dieta mediterranea da parte della popolazione meridionale italiana, sempre più attratta dalle false sirene della dieta anglosassone. Quando Case arrivò in Italia nel 61, il consumo di carne degli italiani era di 21 kg all'anno pro capite, figuriamoci nel mezzogiorno dove le condizioni di reddito erano minori e anche il consumo di carne altrettanto più basso. Oggi siamo a 78 kg, quindi da 21 a 78 kg all'anno pro capite, nel tentativo suicida di raggiungere il record americano di 128 kg all'anno pro capite, con il duro corollario di una minore longevità, obesità diffusa, incidenza elevata di malattie cardiologiche e di tumori.
non è un bel modello da copiare. Teniamoci stretta la nostra dieta mediterranea. Se ne sono accorti anche gli stessi americani che, come Keynes 50 anni fa, si chiedono ancora oggi come sia possibile che gli italiani, con un reddito che è meno della metà di quello statunitense, riescono a vivere molto più a lungo e in condizioni migliori di salute. Non a caso, nel 2019, appena l'anno scorso, l'Università di Houston, mettendo a confronto 41 diete presenti nel mondo, ha dichiarato la dieta mediterranea la migliore in riferimento a salute, sicurezza, sostenibilità, varietà e gusto. E se lo dicono loro, crediamoci. Grazie e arrivederci.